Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. E dal bode veneziano, così, tanto fai. C'è il Bode. No, sono veneziano anch'io, non ho capito, scusa. Giusto Bode. Allora raga, siamo su PES. Ecco. Fiori, siamo su PES e... Sei su PES. Ecco, e siamo... Sì, tu sei su FIFA 14, la demo. Esatto, sono sulla demo di FIFA 14. E siamo in modalità Champions League perché adesso voglio fare dei video, visto che ancora la patch chiaramente non è ancora arrivata da PES Edit. Voglio provare tutte quante le coppe, quindi UEFA Champions League, Europa League, Champions League asiatica e Coppa Libertadores. Quindi siamo Manchester United contro Inter, ho scelto l'Inter così per far vedere un po' le facce di merda dell'Inter, perché no, ma non ridere, non è per quello, è una faccia di merda intendo i giocatori, guarda Cambiasso, sembra Raul Bova drogato, cioè nel senso... Bello, lo vedo dal Bova drogato. Ecco, quindi purtroppo le facce sono fatte di merda, ma aspettiamo la patch di PES Edit, vabbè. E quindi volevo un attimo spiegare prima di cominciare la partita la modalità Master League che insomma appena ho tutte le patch partirà. Allora, intanto sarà una Master League interattiva, nel senso io ho già scelto le 3 squadre. Quindi la fai con l'Inter? Scusa, vai avanti. Povero ragazzo, quell'incidente l'ho segnato. Praticamente io ho già scelto le 3 squadre, adesso dovrò aprire anche il sondaggio su Facebook, quindi non so come cazzo si fa a fare il sondaggio Bode su Facebook, me lo spiegherai te che tu sei esperto di Facebook. Certo, madonna, sì, proprio sono Zuckerberg. Ecco. Praticamente le 3 squadre saranno o Fiorentina, o Roma o Napoli. Queste sono le 3... Fiorentina. Ecco, queste sono le 3 squadre con cui voglio cominciare la Master League. Quindi voi faccio il sondaggio e la squadra che vince parto. E questo è l'inizio della Master League. Poi per gli acquisti, esempio, non so, metti che scegliamo il Napoli. So che il Napoli ha un problema in difesa centrale, come difensore centrale. Boh, ora so che chiaramente Thiago Silva, quella gente là non può arrivare perché è troppo forte. Però non so, magari faccio un sondaggio. Bonera, Juan Jesus o Ranocchia. Quello che avevo scelto 3 difensori fortissimi. Mamma mia, lo stavo dicendo io, un po' meglio no, Ecco, metto il sondaggio, il difensore che prende più voti cerco di comprarlo. Se non arriva lui, provo con il secondo. Se non arriva neanche il secondo, provo con il terzo. Se neanche con il terzo non ce la faccio, scelgo io. E quindi così, ragazzi, la Master League sarà all'incirca così. Come obiettivi stagionali, chiaramente ci basiamo anche sulle richieste della dirigenza. Tipo, non so, sono al Napoli, l'obiettivo è entrare tra le prime 3. Questo è l'obiettivo della dirigenza. Vi faccio anche l'obiettivo vostro e vediamo cosa viene fuori. Quindi, questa in soldoni è la Master League interattiva del Comendone. Adesso partiamo con il gameplay, intanto facciamo parlare un po' il Bode che poveretto dopo l'incidente ha un po' di problemi, però ancora sa parlare per fortuna, ancora ecco, ancora l'uso della parola che ho il piacere di ospitare qua sul mio canale perché visto che anche lui ha un canale YouTube molto interessante e vogliamo fare una community veneziana di pazzi scatenati, anche lui delle cose in mente con PES, visto che io e il Bode abbiamo giocato a PES praticamente per 300 anni, quindi addirittura da più piccoli andavamo con i pezzi di carta a creare le squadre, a fare le classifiche delle varie squadre. Quindi, non ricordiamo momenti tristi, ecco. Da veri nerd effettivamente, non poteva non mancare il cartaceo. Ma è bello essere nerd, l'importante è essere nerd con Tony Black a fianco e così si gode. Esatto. Ecco. Ti rendi conto che noi già facevamo praticamente i GDR cartacei con PES? Certo. Io scusa che sono stato il primo al mondo a creare le Olimpiadi del Comendone. Cioè, parliamo delle Olimpiadi comendiane. All'epoca le avevamo fatte scritte. Nel Con 2004. più di un gioco anche. Certo. Sì. Con più di un gioco, come c'era il gioco di Tuffi, che dovevamo mettere un gioco della Play 1 sulla Play 2. Sì. Cioè, fantastico. Sì. Bei ricordi, mi sento molto vecchio. Io sto giocando per adesso, Bode, quindi se vuoi parlare te io gioco, faccio vedere la Champions League. Faccio vedere la Champions League che non c'è l'Inter. Vabbè. Poveri noi, mi piace. No, comunque ho anch'io delle idee più che altro per PES, per non fare le stesse cose del Comendone. Andiamo comunque a fare sempre
la Master League, però la volevo rendere un po' diversa, nel senso lui la farà appunto interattiva in questo modo. Io pensavo di prendere una squadra con i nomi finti, quindi senza usare nessun tipo di giocatore reale, ovviamente una squadra di Serie B, e portarla praticamente a vincere tutto, quindi portare a riuscire a vincere Champions League, campionato sì, campionato per club, certo, mondiale per club, sì, No, rigore. famosissimo campionato per club. Ecco, bravo, bravo. E la parata! No, appunto. L'ho parata su Milito. Bellissimo. Doveva sfruttare Ecco, meglio questa proprio grande l'Inter. Giusto hai occasione. fatto contro l'Inter. Grazie. E... e no, appunto, pensavo di farla appunto interattiva in questo modo, e questa è appunto l'idea per PES. Invece per FIFA 14, visto che lo prenderò per PC, sperando che i server permettano di registrare con Fraps, visto che lagga da morire, avevo intenzione di fare 2 Road to stagione 1, una con la Ultimate Team, e quindi con tanto di carte nuove trovate, che avrò un culo assurdo perché è una sfiga allucinante queste cose, e quindi con giocatori da argentati anche se prendi i pacchetti oro, e quindi Road to stagione 1 con l'Ultimate Team, e poi Non era facile vederlo e poi un questo. È stato vaffanculo, ho detto bravo. onestamente. E poi un, e poi un Road to stagione 1 con squadre a cazzo, nel senso proprio, penso che la intitolerò proprio così, nel senso che voglio riuscire a fare la modalità stagioni senza usare il tipico Barcellona, Real Madrid, PSG, cioè quindi squadre da 5 stelle, ma una stella e mezza, È riferito a me massimo questo? una stella proprio. Si è riferito a Comendone che usava solo Real Madrid, che è un nabbo, no scherzo. No, più che altro perché secondo me è più divertente, nel No, è senso, vero, vedere le hai ragione. squadre più basse di livello, perché appunto volevo usare una stella e mezzo, volevo andare dalla mezza stella a una stella e mezzo, dipende dalla giornata che ho, Ecco, però e adesso quindi non devo, superare la stella e mezza, devo aggiungere una quindi queste cosa. sono le Adesso, idee. ragazzi, fatemi un Sì. favore, fate il contentino al body, iscrivetevi al suo canale, poi non serve che guardate i video, ma che contentino. No, ma proprio non ve li consiglio proprio, cioè proprio non guardateli i video, perché proprio voi iscrivetevi, iscriviti, poi non fate più un cazzo, lasciatelo là. Comunque, a parte gli scherzi, sarebbe Sto per bello avere fare un'oretta. una community veneziana anche con voi del Veneto, perché veramente abbiamo visto che sono pochi i veneti sinceramente su YouTube, non sono tantissimi purtroppo. Sì, è vero. Quindi sarebbe bello fare una community bella, bella obesa. Vabbè, abbiamo Giorgione Giorgio Capello di Sì, mi Paglia, pare che logicamente di il gym. Paglia soprattutto, Paglia, cazzo ho detto Paglia, che cazzo ho detto? Vabbè. Logicamente Jim, sì, e Mi poi mi sembra. sembra pochi altri, sì, pochi altri se non sbaglio. Sì, è vero. A livello proprio di sì, youtubers magari appunto, sì, io faccio il figo, youtuber sconosciuti, io faccio il figo con 130 iscritti. Faccio cioè io capito, io faccio il figo di YouTube conosciuti, capito? Io faccio il figo. Dettagli. Grande Bode, che Ragazzi, bravo sono più di ragazzo 20 anche anni il che Bode, eh? conosco. Bravo ragazzo il Madonna, Bode. bravissimo. Un genio. Intanto FIFA 14 mi stai saltando. Bode, ma io sono curioso Sì, di una cosa, no? sì, sì, Eh, Fra un po' ci saranno anche i primi vlog del Bode. sì. Io Primi sono, vlog del blog. Sì. io, Sì. io sono, Stavo già pensando. Sì. io sono curioso di vedere se riceverai dei commenti. Però non voglio ancora dire niente perché è una sorpresa, ragazzi. Però c'è una sorpresa incredibile per i vlog del Bode, Madonna, qualcosa di incredibile. sorpresone. Qualcosa di incredibile. Intanto, non so perché, forse il Comendone lo sa, Neymar sta giocando col Borussia Dortmund, non so perché. Tu lo sai, Comendone, perché Neymar sta giocando col Sì, Borussia perché Dortmund per soffre di giocare amnesia, poveretto. Perché non è anemico, ragazzi. Cioè, Neymar non è anemico, ma amnesia. Questa è la perla del Bode. Perché secondo me Neymar gioca ad amnesia, per quello, quindi Ah, amnesia, capito? Per quello. Anche lui è coinvolto in amnesia. il Bode Fa cerca di salvarsi in parte corner. in corner. Comunque No, partiere stiamo fuori merda, hype in questo Bode. momento, veramente. Partiere Sempre comunque Neymar stava... Bode un 0-0 triste e schifoso. Rooney. Bruce Wayne Rooney. Che tiro di merda. Bruce Wayne Rooney. Cioè, raga, Bruce Wayne Rooney. sono a livello professionista, neanche campione, faccio fatica. Cioè, è una roba incredibile. Kagawa. Io voglio la squadra con Kagawa, Strunz, Kakà e Diarra. No! La voglio.
Erroraccio di Blacikowski davanti alla Non porta può vuota. essere pericoloso Van se Persie. questi intervengo ogni giocare in tanto. mezzo Van alla Persie! porta. Un'ottima opportunità che poteva Guarda che portare brutto al gol. Sergio Busquets, veramente sei proprio E orrendo. tiro. Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. E così Ma raga, non per un adesso, problema di gioco, brutto proprio. adesso voglio fare, finché aspettiamo le patch, vediamo un po' le varie competizioni, così da ammazzare un po' il tempo. E poi partiamo subito con la Master. Povero C'è tempo. Rooney. Vabbè, vecchio è l'una e passa, cioè è tipo Riceve le il 2 passaggio. è anche normale, no? Che dici? Hai ragione, hai ragione. C'è Però non Rooney. dire ste Il cose. problema è che Sì, però non dire ste cose nei video che è l'una, perché ho detto a Tori che vado a letto presto, dopo si ok, incazza. Ecco, scusami, grazie. è vero, cazzo, hai ragione, dopo magari ti domanda dove eri e ero a far video, dopo è vero, è vero. Però, Cazzo, adesso ti ho messo nei casini. però a parte scherzi, ragazzi, una volta mi è successo, Palacio. mi sentivo Riceve un con pallone un'amica interessante. per messaggi così, e ci si frequentava in maniera molto tranquilla. Rafael. E quando non avevo più coglione di parlare, dicevo sempre che dovevo andare a letto, no? C'è Carrick. Però da coglione gli ho dato il mio nome di YouTube. E un giorno ho sentito un video che quel giorno registravo alle 2. Quindi ho fatto una figura di merda. Magari te l'ho scritto anche sui commenti. Ma non eri a letto, tipo, della serie, tipo, No, presente no, i messaggi... vabbè. I messaggi fatti apposta che mettono su Facebook con l'iPhone, è presente? Sì, sì, Tipo ho dove presente. eri, ero dentro di te, esatto. Vai, Vai, Valencia. il commento, non eri a letto. Va bene, Bolden, non per i Tanto i coglioni. rigori, sto Rune. Non ho per i coglioni, non ho per i La mette coglioni. dentro. Valencia, Che Valencia! botta. L'arbitro fischia. Ma non eri È con Manchester finita. United. E adesso Scusa. le emozioni, le palpitazioni Calci di rigore. dei calci di rigore. Anche io sono i calci di Mancata la rigore, voglia che di bravi vincere, siamo ma sul i gioco. difensori non hanno successo veramente niente. Vedremo quello che succederà ora. Vai. Veramente Siamo bravissimi arrivati proprio. al momento dei calci di rigore. Il Bode, sempre Le che parla, speranze, il Bode. La voglia di queste due squadre di vincere la partita Ma è è sito tutta sopra. nei tiri dal Ah, dischetto. ma adesso ho capito, sono un coglione, ho messo il commento, cazzo. Ha piazzato il pallone con cura. Ho messo Pierluigi Pardo. La tensione anche nel suo volto. Il Pardo? Ah, il gatto Pardo. Robin Hood, Van Persie. Ragazzi, comunque i giocatori fatti bene sono perfetti, fa paura. Van Persie contro Primo Andanovic. giocatore scelto per dare subito un segnale forte Robin Hood, alla Van Persie squadra e ed agli è gol. avversari. 1-0, l'ha messa dentro. E con Messi grande sbaglia il rigore, sicurezza. ragazzi, nel videogioco. Purtroppo è un videogioco. Milito Messi non contro De sbaglia Gea, niente. gliel'ho già parato. E glielo paro ancora! Glielo Un altro paro intervento ancora! pazzesco del portiere. De Gea Bravo il c'è. De portiere, Gea c'è. anche se non è stato un tiro irresistibile. Vai. Ah, ok, io stavo Segna sperando da un che grande tirasse e vantaggio devo alla tirare squadra, io. un doppio Fantastico. vantaggio che sarebbe Io davvero Bruce la Wayne E sicurezza. Rooney. vince. Non sapeva Gol di Bruce davvero Wayne. cosa fare. Aveva capito dove si sarebbe buttato Il il Borussia portiere e non si è Dortmund lasciato per niente tradire batte il dalle Barcellona. Torre contro De Gea. Palla Gol di da una Torre. parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, Torre? portiere Palacio. dall'altra. Voglio sentirla questa. Esecuzione Ah, ok, perfetta. immaginavo. Questo è un Dai. calcio di rigore fondamentale Dai. che potrebbe dare un vantaggio pesantissimo Gigante, alla quindi. squadra. Gol di gigante, Esecuzione Fiai. sulla Gol palla. di gigante. Eccola là. Devono Eccola là. assolutamente reagire, non hanno Guarin. alternative adesso. No, Si io non può voglio solo Messi in segnare. squadra. Gol di Non Guarin. voglio Perfetta Messi in la squadra. trasformazione di potenza, trova il gol. No, forse non siamo capiti. Segna da Non un voglio grande Messi vantaggio alla in squadra. squadra, un Barcellona. doppio vantaggio che Barcellona sarebbe contro davvero Andanovic. rassicurante. L'importante è quando si Gol di calcia il rigore Barcellona. è la Valencia. convinzione. Sì, vale. Mette il pallone sul dischetto, sembra Sì. che C'è va adesso. dentro, ci sono sentimenti fortissimi. De Gea Momento contro- decisivo. Che bel giochetto stiamo facendo. Indovina il giocatore. Sì, De Gea contro Chiseo. Oh, contro Cambialto. Eccola L'ultima là. possibilità dal Cambiato. dischetto, deve segnare Vai, per tenere Cambiato. viste le speranze. Gol di Cambiato. Riesce Gol di a non Cambiato. far chiudere la Solo partita. tu puoi, Ha tenuto puoi i nervi chiamarlo saldi. cambiato. Questo gli ha permesso però. di non dare scampo al portiere. Attenzione. L'ultimo rigore di questa sfida appassionante. Carrick. Immaginate la tensione negli occhi del Se portiere segno ho vinto. e del tiratore. E c'è il E gol. con questo Bye tiro bye ha Inter. deciso Bye la bye partita. Inter. Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto Ma i non nervi voglio saldi usare fino alla Messi. fine. Ma non mi Ed è fa arrivato il cagare, trionfo. Va buono, I rigori ragazzi. non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza. Ragazzi, abbiamo fatto questa partita un po' così alla Chi ha cazzo. vinto quindi? E ho Hai vinto vinto io. tu? Sì. Si vedeva poco in videogioco. Ecco, grazie. L'Inter non perde mai. Sì, tra noi, tra Milan e Inter, non so chi si è perso, vabbè. Lasciamo stare, parliamo dei fiori. Oggi parliamo dei fiori. Oggi pollice verde. Comunque, ragazzi, questo gameplay sta un po' così. Ho messo anche la telecronaca di Pardo. Cazzo, speriamo di non avere troppi problemi con l'audio. E niente, dai, la prossima partita la facciamo in Europa League. Vediamo l'Europa League. Raga, un saluto del comandone Vabbè. veneziano. Il saluto finale lo lascio come sempre a Giampaolone Bode.
Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.